Il 60% dei veneti pratica la raccolta differenziata dei rifiuti. In tutto il 2011 il 4,3% di squasse, come si dice da queste parti, prodotte in meno. La crisi si fa sentire anche su questo fronte, con meno consumi. E tutte le province hanno raggiunto l'obiettivo minimo del 50% previsto dalla normativa nazionale. Da Venezia, che ci è arrivata a pelo, fino a Treviso, che viaggia sul 74%, con la punta di eccellenza a Maser, che si avvicina invece all'84%. Sono i dati del rapporto Veneto su promozione e gestione dei rifiuti urbani e speciali. Dati di ieri che servono a fissare gli obiettivi di domani. Ridurre vuol dire accentuare ancora di più quella che può essere una raccolta differenziata spinta su quello che è il riutilizzo anche come materiale e per la produzione di energia. E questo è l'aspetto su cui bisogna puntare, collegare quello che può essere anche un produzione di energia. Obiettivo ulteriore previsto dal piano è la bonifica delle ex discariche, centinaia di siti sparsi in tutta la regione. Noi abbiamo purtroppo un sistema che ha visto la realizzazione di tante discariche sparse nel nostro territorio, potrebbero diventare una fonte anche di produzione, di recupero di materiale per produrre energia e bonificare siti inquinati. Il bilancio di un anno di attività sul fronte dei rifiuti è stata l'occasione per approfondire la situazione di ARPAV, al centro nei giorni scorsi di voci di pesanti tagli al personale e difficoltà di cassa. Le mosse per la gestione dell'ente sono a vaglio della Giunta, suddividendo le competenze fra assessorati alla sanità e all'ambiente. È garantito che da parte della Regione ci saranno le risorse necessarie per garantire sia appunto gli stipendi e l'operatività e dall'altra parte un piano di rientro di quelli che possono essere stati gli investimenti che insieme appunto alla sanità, che è appunto su cui rientra l'ambito anche di ARPA, pianificherà quelli che sono gli interventi da farsi.